pattuglia acrobatica, lo speaker, che insieme al capitano Riccardo Chiapolino ci forniranno un bellissimo commento a due del volo delle frecce tricolori. A voi ragazzi. Grazie, buon pomeriggio da parte delle frecce tricolori. Manca veramente pochissimo all'arrivo della pattuglia acrobatica nazionale. Signore e signori, le frecce tricolori 2016. Ed eccolo il tricolore, la prima manovra è il looping di ingresso, 1500 metri d'altezza per la formazione principale. Formazione principale che però oggi purtroppo non è al completo proprio perché manca l'aeroplano di poli numero 7, il capitano Luca Galli, originario di Amatrice. Infatti in questi giorni il capitano ha raggiunto la sua città natale per dimostrare la sua vicinanza alla famiglia e ai suoi concittadini, partecipando in prima persona ai soccorsi nazionali. Ed eccola la prima apertura delle frecce tricolori. Sono 3 gli aeroplani alla nostra destra, 5 quelli a sinistra, al centro si allontana il solista. Decidete ora se seguire i 3 aeroplani che arrivano da destra oppure i 5 aeroplani che arrivano da sinistra. Non vi distraete, guardate il centro della linea di manifestazione, pronti per il primo grande incrocio delle frecce tricolori. Allora, 8 aeroplani a sinistra, solista, da destra, fumo bianco, volo rovescio, 650 km/h a testa in giù, tornò al centro della display line, ancora una volta volo rovescio. Ci sta dimostrando le caratteristiche tecniche di questo addestratore in grado di sostenere il volo a testa in giù fino a 25 secondi consecutivi. E questa volta solista e formazione principale nella stessa direzione. Ascoltiamo gli ordini del capo formazione. Ed eccolo il verde, il bianco e il rosso della nostra bandiera. Questo è il ventaglio delle frecce tricolori. Dopo il ventaglio, l'Apollo 313. 313 è un numero molto importante, molto significativo per la pattuglia acrobatica nazionale, proprio perché la denominazione ufficiale delle frecce tricolori è 313° gruppo addestramento acrobatico, uno dei reparti dell'aeronautica militare presso il quale prestano servizio circa 100 tra ufficiali e sottufficiali fronte a noi ad eseguire la figura del cuore, che verrà accompagnata dalle parole del tenore Francesco Grollo e accompagnata al pianoforte dal compositore Francesco Sartori. Questo è il grande cuore che le frecce tricolori dedicano a tutte le persone colpite dal terremoto del centro Italia.
650 km/h con il suo tonno lento, manovra altamente tecnica che esalta le capacità del pilota di coordinare l'uso dei comandi di volo del velivolo, cloche e pedaliera per mantenere la quota del Il solista si allontana e lascia così nuovamente spazio alla formazione principale, configurazione a cigno questa volta. Signore e signori, questo è l'elegante tonneau a cigno della pattuglia acrobatica nazionale. Chiusura dell'elegante cigno della formazione principale che si allontana a destra e solista. Questa volta dritto davanti a loro fuori dall'abitacolo del velivolo da una forza pari a circa 3 volte il proprio peso. Andiamo su ed ecco quindi il verde, il bianco e il rosso, il tricolore delle frecce tricolori puntano verso l'alto, raggiungono i 1500 metri d'altezza pronti ad invertire la direzione del loro volo. E dal basso si inserisce così il solista nella separazione delle due sezioni, questa è l'apertura dell'Arizona. E mentre ci prepariamo per il prossimo incrocio, questo è l'abbraccio, è il grande abbraccio che le frecce tricolori vogliono dedicare a tutti voi presenti qui oggi a Jesolo. E questo abbraccio sta per terminare in uno spettacolare incrocio. E quindi 3, 2, 1, incrocio ora! Dopo il caloroso abbraccio dell'Arizona delle frecce tricolori, solista ancora una volta, dritto davanti a noi, questa volta sono 610 km/h, cloche alla pancia tutta manetta, fumo bianco e su, in verticale nell'azzurro, cielo di Jesolo, leggendo la velocità in diminuzione sul suo anemometro e fino a fermare ed invertire il moto della lancetta dell'altimetro, quasi sospeso per un attimo sull'orizzonte per poi lasciarsi cadere. Le superfici aerodinamiche riprendono efficienza e questa era la scampanata del solista della pattuglia acrobatica nazionale. E dopo la scampanata del solista, la formazione principale si prepara per presentarci la manovra acrobatica più giovane delle frecce tricolori. Questa manovra è stata ideata e realizzata l'anno scorso in occasione delle celebrazioni del 55esimo compleanno della pattuglia acrobatica nazionale. E quindi tra pochissimo il verde, il bianco e il rosso della scintilla tricolore. MB 339 della pattuglia acrobatica nazionale, tra pochi jet al mondo in grado di eseguire la prossima manovra del solista. Fumo bianco, cloche alla pancia ancora una volta e su in verticale fino a 1500 metri saranno 2 rotazioni, 2 avvitamenti e poi silenzio. E allora è arrivato il momento di presentarvelo, signore e signori, questo è l'Omsovac del numero 10 della pattuglia acrobatica nazionale, il solista è il capitano Filippo Barbero. E dopo aver fatto un applauso al solista della pattuglia per correttamente ed in totale sicurezza. Fumi colorati per la manovra del doppio tonno. Rotazione dei gregari, nuovo cambio di configurazione. Formazione a triangolo, si nota l'assenza di poli numero 7, la formazione principale punta ai 1500 metri d'altezza, pronta a presentarci un'apertura spettacolare. Infatti da destra arriva il solista e si inserisce così nell'apertura della bomba.
avanti verso l'alto, pronti ad invertire la direzione del loro volo. Siamo completamente circondati dagli aeroplani delle frecce tricolori. 5 infatti sono alla nostra sinistra, 3 arrivano dalla nostra destra, puntano tutti il centro della linea di manifestazione. E quindi non vi distraete, preparate le macchine fotografiche pronti per immortalare l'incrocio mozzafiato della bomba. Il solista in arrivo per la sua prossima manovra ci presenterà le due manovre fondamentali dell'acrobazia, il tonneau a botte e il looping, ma fate attenzione, faro acceso, carrello estratto e configurazione di atterraggio per lui, ci sta dimostrando l'eccezionale manovabilità di questo addestratore. Piuttosto, tutto italiano, velivolo Aleni Aermacchi, utilizzato anche presso il 61esimo stormo di Lecce Galatina per il conseguimento del brevetto di pilota militare da parte dei piloti della nostra forza armata. Apice di questo looping segnato dal fumo bianco per poi andare a chiudere, allontanarsi a sinistra e lasciare ancora una volta il palcoscenico della formazione. Distanza in volo per il volo condotto interamente a vista dai piloti della pattuglia acrobatica nazionale, ma ancora una volta da sinistra il solista, faro acceso a presentarci quella che è forse la manovra più celebre del suo repertorio acrobatico, sintesi di capacità tecniche del pilota e di caratteristiche del velivolo. Signore e signori, questo è uno spettacolare volo folle! Cordoglio per le vittime del terremoto verrà eseguita sulle note del silenzio. Per le frecce tricolori che però prima di andare via vogliono salutarvi e ringraziarvi ancora una volta, e quindi da destra a sinistra passeranno in rassegna la spiaggia di Jesolo e quindi signore e signori le frecce tricolori 2016. Militare, frecce tricolori al servizio del cittadino e ancora di più. Oggi vicini alle popolazioni colpite dalla tragedia del sisma nel centro Italia, allora non perdiamo l'occasione di unirci a questa giornata di solidarietà inviando un SMS solidale al 45500 o effettuando una donazione in una delle numerose urne sparse per la città di Jesolo.